interessare perché le borse di studio sono state, per le scuole di specialità sono state tagliate di più della metà, infatti l'anno scorso erano 5.000 borse per la scuola di specializzazione e per 8.000 laureati, e quest'anno invece saranno, se passa la legge di stabilità, saranno 2.000, e quindi significa che più della metà di noi rimarrà senza la possibilità di accedere alla scuola di specialità, e quindi questo ci impedirà di formarci. Per un laureato di medicina, se non può fare la scuola di specialità, che lavoro può fare? Può fare sostituzioni, può fare prelievi, può fare guardie mediche. Sostituzioni, prelievi, guardie mediche e basta. Ok. Avete contattato qualche forza politica parlamentare? Sì, nel senso che abbiamo siamo diverse associazioni studentesche. Noi personalmente non facciamo parte di nessuna associazione studentesca, siamo venuti qui per manifestare. Però le varie associazioni studentesche sono in contatto con forze parlamentari, poi